Con i soldi confiscati alla mafia si potrebbero dare 100 euro al mese ai lavoratori autonomi. Questa è la proposta presentata stamattina da Ignazio Messina, segretario dell'Italia dei Valori, in occasione di un sit-in in piazza Barberini a Roma. Allo stand dell'Italia dei Valori è stato portato un maxi assegno, simbolo del denaro che il governo dovrebbe destinare alle partite IVA e ai giovani. Sentiamo cosa ha detto il segretario del partito. Aboliamo la legge Fornero e diamo l'opportunità a tanti giovani, partite IVA, 3 milioni e mezzo di partite IVA abbandonate, di poter avere anche loro un contributo. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo trovato anche le risorse. 2 miliardi e 300 mila euro sono depositati nel Fondo Unico Giustizia, confiscati alla mafia in contanti e titoli di Stato. Proponiamo di dare 100 euro a ogni partita IVA che abbia un reddito inferiore a 26 mila euro per fare in modo che si rimetta in moto l'economia.